Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ultima gara di campionato. Già, anche questa stagione è arrivata alla sua naturale fine. Mi trovo davanti alla B-Karting per l'ultima tappa di campionato degli amici del kart di Veneto. E se ben ricorderete arrivo da un'11ª posizione che sa un po' di resa incondizionata per quanto riguarda la categoria over 80 kg. Ma se avete visto fino alla fine il video c'è ancora una flebile speranza. Ma prima di spiegarvi il motivo del mio ottimismo, a parte augurarvi buon Natale, visto che questo video lo state vedendo il 25, vi ricordo che è aperta la campagna sponsor per il 2022, che sarà pieno di novità e di programmi interessanti. Per cui se volete fare un po' di brand awareness, o per chi non mastica bene l'inglese, la classica promozione del marchio, mi potete contattare alla mail che vedete in video adesso, la sto indicando adesso, e trovate sempre in descrizione. Come detto, c'è ancora una flebile speranza per il titolo di categoria over 80 kg, che risiede nel regolamento, ma andiamo con ordine. Prendiamo per prima la classifica generale dopo la gara del Vicenza Kart Indoor. Come vedete io sono in 15ª posizione, mentre Veggo è 12° e Piccolo Mona addirittura in lotta per il podio della generale contro Happy Today, visto che sono a pari punti. Ok, tenete bene a mente la posizione di Piccolo Mone. Passiamo alla classifica over 80 kg, che come vedete è guidata da quest'ultimo con me e Veggo ad inseguire divisi da un solo punto. Che fatalità potrebbe essere quello di Pordenone. Già. Bene, dovete sapere che nel regolamento c'è una postilla che prevede che chi arriva sul podio della generale non possa competere per la classifica di categoria, e questa regola è stata inserita addirittura dall'anno scorso, ma io l'ho saputa solo dopo la gara di Vicenza. Per questo la mia speranza di vincere la categoria ha solide basi. Io dovrò fare semplicemente la gara perfetta su Veggo, finirgli davanti di 2 punti e sperare che Piccolo Mone faccia podio per quanto riguarda la classifica generale. Niente di così complicato, no? Il format di gara sarà 5 minuti di qualifiche e 20 minuti di gara, con una incognita in più e forse anche una sorpresa per quanto riguarda i kart. E come vi avevo accennato c'è una grossa novità alla B-Karting. Sono arrivati i kart nuovi, finalmente. Arrivati la settimana stessa della gara, per cui sono ancora da nuovo quasi. E con mia sorpresa sono i Sodi RT10, uno degli ultimi modelli prodotti dalla casa francese, lanciati in occasione della finale SVS di quest'anno svolte a Lonato. Esteticamente assomigliano molto alla mitica vasca da bagno, il leggendario RT8, e qui vengono i ricordi, i traumi del Vietnam. Ma a quanto sento dovrebbero essere uno step ulteriore a livello di guida, per cui sono molto curioso di provarli. Fermi qua, che Dio Cristo, bisogna dire tutto Dio. Come vedete voglio partire molto avanti col sedile, non conoscendo il kart voglio andare sul sicuro e non trovarmi un avantreno che non collabora. Anche perché fuori ci sono 0 gradi e un'umidità che rende la pista scivolosissima, dico solo questo. Qua. Ok, forse scivolosissima è un eufemismo, non c'è grip, punto e basta. Prendo un po' di spazio e il peggio deve arrivare. E il peggio è semplicemente la sezione del pettine, che a quanto ho sentito con queste condizioni è molto pericolosa. Se sbagli traiettoria il rischio di andare a muro è molto alto, per cui voglio andare molto cautamente. Devo ammettere che questo RT10 mi sta sorprendendo.
ha veramente un bel inserimento preciso, anzi forse stando così avanti col peso ne ha fin troppo. Sto guidando nella maniera più dolce possibile, conoscendo il mio scarso rendimento con poco grip. È l'unica soluzione. In più il traffico non aiuta molto, per cui meglio che prendo un po' di spazio e provo a fare un giro pulito. Meno male, almeno un giro buono l'ho fatto, non mi posso lamentare, però non mi devo fermare, devo continuare a martellare per prendere sempre più confidenza con la pista. Ah, ho sbagliato il pettine, porca miseria. Lasciamo passare chi c'è dietro senza ostacolare e provo a rilanciarmi per probabilmente l'ultimo giro. Ultimo giro, dai, push, push. Di nuovo no, stavolta in uscita. La solita mia scarsa attitudine quando c'è poca aderenza mi ha penalizzato ancora dopo il VKI. Ed è una cosa su cui dovrò allenarmi questo inverno. Merda, che merda. Già, che qualifiche di M. Non sono riuscito a trovare il ritmo in queste condizioni e vedo un Veggo molto più avanti di me in griglia. Devo sperare in un miracolo per rimontare in una pista come questa, anche se i sorpassi si possono tentare azzardando. Però con queste condizioni tutto può accadere. In tanti si sono girati, per cui l'obiettivo sarà evitare rischi ed essere costanti per arrivare alla fine.